Davvero non ti voglio fare troppi complimenti ma li meriti davvero e sei vicino al sociale, perché togliere i ragazzi a volte dalle strade e portarli verso lo sport è molto importante, e soprattutto volevo stare vicino le istituzioni a persone come te. Certo, io ho voluto credere a Riccardo, ho voluto credere a Roberto, a tutti quelli che mi sono vicini nel mio team, perché io, oltre che a vedere la squadra sportiva, devo credere al mio cuore. Il mio entusiasmo, mio padre quando iniziò a fare il direttore sportivo 60 anni fa, e con tutti i valori che mi ha insegnato ad amare la disciplina ed avere il rispetto della fatica anche altrui. Quindi io dico una cosa: tutti quelli che pensano che dietro allo sport ci sia il business, è vero, è tutto reale, ma però dobbiamo incominciare a vedere lo sport con un altro occhio, con un'altra ottica, pensare che lo sport è veramente la medicina sana che oggi serve ai nostri figli, che serve anche agli adulti, perché parliamoci chiaro, se io insegno ad un bambino ad andare in bicicletta e questo bambino ha un disagio familiare e magari il papà è un delinquente, magari il papà ha avuto problemi con la giustizia, vedere il proprio figlio amare un qualcosa può essere anche un aiuto a far cominciare a cambiare idea ai genitori. Quindi quello che voglio fare io, e mi auguro che Dio mi dia la salute di proseguire per altri 20 anni, è questo. Il mio obiettivo sì, è vincere, fare un'equipe, andare sulle strade d'Italia, portare il nome di mio papà e della mia famiglia alle vittorie, ma l'obiettivo principale è proprio questo: insegnare uno stile di vita, perché secondo me lo sport è vita. Grazie di cuore Tony Monti per quello che fai per la tua squadra e soprattutto per lo sport. Grazie di cuore. Grazie a voi. Ciao, grazie.